non c'era proprio un cacchio, manco un cane che abbaiava. E certo che mi ricordo, è impossibile che me lo scordo. Come si può dimenticare una giornata passata al mare? Sì, lo so che l'ha colpita particolarmente il mio fascino d'artista, troppo figo e divertente. Samu, non ti incazzare. Perché dovrei? Ma non sei tu che mi hai fatto emozionare. Tutte cose dicono. L'unica cosa che mi ha colpito durante la giornata è stato solo l'ago appuntito di quella siringa. Al mare si va, senza sapere se si tornerà. Magari siano positivi o con qualcosa di strano, o con un televisore di seconda mano. Vabbè, ma anche possiamo farci, non direi neanche pensarci, quel posto è pieno di frigoriferi e televisori, ma di lavatrici e anche copertori. Ma dai, se ieri mattina il cielo era bello e colorato. Costanza, che cacchio dice? Era solo smog condensato. Ma ad un certo punto un profumino mi è arrivato. Ma guarda che io che avevo appena scorreggiato. Ma sei un porco, ma devi spararmi. Dai, Costanza, ma cosa eravamo in un bosco circondati dalle fate? Ma se all'ora dell'ultimo sole si era subito un pescatore. Ma io l'ho visto bene, non ti ci ho nascosto, si spaventava con il pene. Cosa? Si spaventava il pene. Che schifo, ma che maiale, ma che schifo, dai. Ma sempre tutta l'immondizia era la cosa più naturale. Però quando ci siamo alzati eravamo io, tu e nessuno. Beh, a parte il pianto morto appiccicato sul tuo culo. Al mare si va, senza sapere se si tornerà. Magari si ero positivo con qualcosa di strano, con un telefonino di seconda mano. Ma ad un certo punto ho guardato il panorama ed ho notato una cosa bella e strana. Non era affatto strana quella cosa che ho notato, era solo la luna che l'uomo non ha ancora contaminato. Ma da lontano ho visto un'ampra bianca e bellina. Eh sì, ma da vicino era solo un fusto di Un candeggina. bello raio di Catania non può certo dare emozione. Vabbè, ma quantomeno può suggerirci qualche strana ispirazione, come questa canzone. Al mare si va, senza sapere se si tornerà. Magari si era positivo con qualcosa di strano, con un profumatore di seconda mano. Al mare si va, senza sapere se si tornerà. Magari si era positivo con qualcosa di strano, o con un tostapane di seconda mano. Belle giornate al mare così, Bene, sono adesso bene. No, vabbè, io prima di incontrare lui veramente io volevo cantare. Prima di, insomma, la mia vita era... Non stai cantando? Sì, sto cantando, però non queste cosine così. Infatti prima ho detto tutte le Ah, delle cose spreche, saggezze, cose. Sì, oppure cose, non lo so, un po' magari in una lingua diversa. Certo, in modo che non ti possano capire. No, in modo che sa più chic, no? Vabbè. Las nubes son ángeles, el aire es caliente, tu alma es una falda de colores. Me escondo en el sol, a la orilla de la vida, el agua parpadea con plata libre. Cada piedra es un momento, y
casa, se già capito niente nessuno, Grazie. cioè canzoni spagnole. Grazie. No, dai. Gracias. Ahora seguimos haciendo un tango, ¿vale? Ma finisci da un tango, cioè, dai, cioè non è cosa tua. Cioè, la gente apprezza tanto me che suono la chitarra, no? Bravi! Finisce. Tu dovevi fare... Visto? Dovevi fare altro nella vita, tipo messaggio. Rubare. Rubare. Appunto, rubare, no? Rubare, io non ti piacessi. Ti chiamo, veramente, invece di cantare che sei una schiappa, ci organizziamo, ci spariamo un bellissimo furto. Ma non è... Ma tu sei scemo di brutto, ma che furto! Ma no, Scusa. furti no. Che perché l'ultima volta ci è andata un po' male? Cioè l'ultima volta io sono finita in galera e tu in ospedale, Davide. Vabbè, ma l'ultima volta, mica ora. Ora, questa volta io, stavolta un piano perfetto, entriamo nella banca montando il tetto, poi ci cadiamo giù con una corda, scappiamo via e la polizia se lo scorda. Ma sei sicuro che non ci beccheranno? Alla sedia elettrica non ci condanneranno? Esagerato. Ma sei sicuro che può funzionare perché in galera non ci voglio tornare? No. Tranquillo il piano, è troppo studiato per circa 4 anni e mezzo, a casa ci ho lavorato. Vedrai che ci faremo i soldati e addio al lavoro e tutti rompi i coglioni. Mi piace troppo quando fai un pazzo, così potrei sfogare già anche un palazzo. Fatto acquistando 3 elementi, Vero scacceroni sconvolgenti. Sarà il colpo dell'anno, le nostre cariche esploderanno, dei posti giusti da collocate e ci apriranno le porte blindate. Sarà il colpo dell'anno, gli stili non ci beccheranno, crolla il dollaro e salirà lo yen. Sarà un colpo migliore di quelli che se sta calzamaglia mi sta un po' stretta nella vita, ma comunque è sempre meglio di te che da zoppo sempre vestito. ma era tutti una dimensione d'arte. Eccoci qui, fai silenzio, non fidare e cerca di non metterti nemmeno scorreggiare. Proprio non scorregge, vogliamo parlare, mi sembra che l'aria inizia a Io non ho fatto pulsare. niente. Sento l'odore del denaro sporco, muoviti migrone, pigliati di barca. Siamo sul tetto. C'è un tetto, ci niente armato, col piede di porco che cosa ci fai? Le tegole? Sì, ora nella banca i tegoli.